Cosa accadrà dei fondi europei dopo il 2020? Un interrogativo che porta con sé enormi preoccupazioni in tutte le regioni, ma in particolare in un Veneto, che potrebbe vedersi tagliare 2 miliardi e mezzo di euro. Con l'uscita della Gran Bretagna mancheranno al bilancio dell'Unione 100 miliardi di euro che potrebbero tradursi in tagli. A confronto su questo tema il Partito Democratico che martedì porterà la discussione in Consiglio regionale. Del resto i tagli riguarderebbero settori importanti. Agricoltura, turismo, la ricerca e sviluppo, il settore dell'occupazione, il settore della formazione, il settore delle nuove imprese, dalla cultura all'ambiente, quindi sono molti settori che sono anche di traino, perché se pensiamo all'agricoltura e al turismo sono due settori di assoluto traino, ma anche a quello della formazione professionale. Una preoccupazione già condivisa dal governatore Luca Zaia, che a margine del Comitato europeo delle regioni riunito in settimana a Bruxelles ha confermato i timori, una battaglia da combattere insieme. Vogliamo interessare i consigli comunali dei comuni veneti e vogliamo interessare le categorie, io penso alle categorie dell'agricoltura, grandi beneficiarie, ma della formazione professionale, del sindacato, delle imprese, insomma deve essere l'intero Veneto che si chiede che Europa vuole dopo il 2020.